Ben ritrovati per una nuova puntata della Città che vorrei, in un'edizione natalizia. Mancano infatti poche ore al Santo Natale e come tradizione per questa puntata abbiamo ospite il sindaco Antonio Miatto. Buonasera sindaco. Buongiorno. A voi un saluto a tutti. Allora, sindaco, questo è inevitabilmente un Natale diverso di quelli che abbiamo vissuto fino ad oggi. Il coronavirus quindi ha mutato anche le nostre tradizioni di convivialità durante questo Santo Natale. Qual è innanzitutto, le chiediamo un aggiornamento della situazione pandemica a Vittorio Veneto. Allora, effettivamente questa presenza virale ci ha cambiato la vita. Tutti ne soffriamo per i più disparati motivi. Quello che ci preoccupa intanto è lo stato di salute dei nostri cittadini. Devo dire che qui a Vittorio Veneto i numeri stanno crescendo, i numeri dei positivi stanno crescendo come dappertutto. Partivamo da una situazione in cui Vittorio Veneto era particolarmente basso come numero assoluto dei positivi e l'abbiamo comunque visto crescere questo numero. Manteniamo comunque un notevole divario con il resto della popolazione della nostra provincia e effettivamente siamo cresciuti come numeri fino a coprire l'1,2% della popolazione, cioè l'1,2% della popolazione vittoriese è in questo momento positiva. Teniamo sempre in debito conto che i numeri sono cresciuti anche in provincia, per cui adesso grosso modo in provincia di Treviso abbiamo che l'1,8% della popolazione è positiva a coronavirus. Quindi manteniamo sempre questo divario. Certo che vediamo crescere i numeri e non tanto dei positivi, che sono quasi 300 attualmente, che stanno a casa loro con pochissimi sintomi, ma è cresciuto anche il numero dei ricoverati. A ieri eravamo a 27 ricoverati, dei quali qualcuno con pochi sintomi comunque, ma però bisognoso di ricovero, e qualcun altro magari con problemi più grossi. Posso dire che la nostra popolazione si sta comportando molto bene, come vedete tutti, praticamente l'uso della mascherina è generalizzato, le attenzioni tutti le percepiscono e le applicano. Disinfezione, l'unica cosa che possiamo fare è in questo momento, in attesa di vaccini o di altre stagioni più calde magari che ci potrebbero aiutare, è quella di stare distanziati, disinfettarsi le mani, usare la mascherina, altro non possiamo fare, ma ripeto, la nostra popolazione già lo fa abbastanza bene, tant'è che i numeri nostri sono comunque buoni rispetto agli altri. Certo, si sta per chiudere, quindi l'abbiamo sentito anche da lei, un anno insomma difficile, segnato da questa pandemia, però insomma il 2020 non è stato solo di cose negative, immagino ci siano anche delle cose positive, delle cose belle che lei vuole ricordare di questo 2020. Beh, l'anno 2020, lo sappiamo tutti, era un anno bisestile, quindi confidiamo che col 21 se ne esca. Non è stato un anno buono, però con mille difficoltà anche l'amministrazione comunale ha sofferto di questa presenza virale perché i nostri uffici si sono sguarniti, c'è un lavoro a distanza che continua, i nostri uffici lo fanno proficuamente, però non è la stessa cosa che essere presenti sul campo e quindi tutta l'attività è come invischiata e si fa molta più fatica a raggiungere i risultati. Comunque i risultati che mi piacciono di più sono quelli di impostazione di lavoro che speriamo nel 21 di poter mettere in pratica, dal piano di lavori pubblici che riparte con finanziamenti veri e quindi confidiamo di cominciare a lavorare in città con un sacco di interventi che
tutti avranno modo di vedere adesso come prossimo Consiglio Comunale, quando saranno presentati anche come piano di opere pubbliche. Abbiamo chiuso vecchie questioni, stiamo chiudendo vecchie questioni, tant'è che mi ripeto, a me piacerebbe a questo punto lavorare nel mio mandato per fare in modo che il prossimo sindaco sia liberato da un sacco di orpelli che ci trasciniamo dietro da decenni e vorrei risistemarli tutti quanti durante il mio mandato. A proposito di piano opere pubbliche, diamo qualche anticipazione, è un piano opere pubbliche 2021 molto impegnativo, perché parliamo di 9 milioni e mezzo di euro circa. Ci sono sì. opere, ecco, cosa vedremo già nel corso del 2021 prendere vita di queste opere? Intanto circa le nostre strade, che non sono, lo vedono tutti, molto ammalorate, abbiamo previsto di mettere intanto 300.000 euro di asfaltature già nel 21 e abbiamo previsto di metterne altrettanti nel 22 e altrettanti nel 23 e quindi con questo credo che faremo molta strada, insomma riusciremo a risistemare le nostre strade. In più con gli oltre 2 milioni che abbiamo recuperato per il Palazzo Piazzoni andremo a risistemarlo. Partiremo con gli ultimi lavori necessari a Palazzo Todesco. Abbiamo in mente, abbiamo già progettato e eseguiremo l'inizio di quel grande piano di rifacimento della videosorveglianza in città che metterà maggiormente in sicurezza la città, un grosso piano che ci piace e l'abbiamo fatto assieme a tutte le forze dell'ordine con il parere un po' di tutti e quindi cercheremo anche da questo punto di vista di essere più efficienti, ecco, nella sicurezza dei nostri cittadini. E abbiamo iniziato quel progetto con carico, quel progetto di esecuzione di una ciclabile che ci attraversi, è un grosso impegno perché Vittorio, lo sappiamo tutti, è messo in verticale, quindi è lunga la ciclabile che ci attraverserà, però bisogna cominciare per finire, quindi abbiamo già dato l'incarico di una progettazione e contiamo di portarlo avanti anche con forza, questo per deviare quel traffico di cicloturisti in modo tale che attraversi il nostro territorio. Stiamo parlando della ciclovia dell'amicizia, giusto? Esatto, sì, è lunga e quindi è anche oneroso il compito di eseguire questo tragitto. Contiamo di... E a proposito della Pisina, ecco, ricordiamo che la statale Alemagna dal 6 di dicembre è interrotta da 2 frane e per i Fadaltini l'unica via di accesso alla città oggi è la 27, quindi l'autostrada. Ci sono aggiornamenti sull'apertura della statale? Noi ci siamo mossi subito interloquendo immediatamente con Autostrade e ANAS che hanno dato un'ottima risposta e posso dire che adesso in questo preciso istante la strada è già libera. Sono stati liberati anche i chiusini che non ricevevano più l'acqua perché pieni di materiale, è stato ripulito un po' tutto, è stato scaricato anche, è stata scaricata di materiali anche la strada parallela di servizio che corre a est rispetto alla statale, quindi la situazione è rinormalizzata. Per l'apertura siamo in attesa che arrivino i garrai che sono stati spazzati via dalle frane e in modo che la strada sia sufficientemente sicura per essere percorsa. Presumo, come assicurato da ANAS, che la sicurezza verrà anche garantita da un senso alternato nella prima fase, in modo tale da essere un po' più sicuri rispetto a ultimi sassi che magari potrebbero ancora muoversi. Sembra che questo non dovesse succedere, però i responsabili della circolazione attenderanno appunto un piccolo periodo, dopodiché torneremo alla situazione precedente. Quello che mi interessa è che nella stessa interlocuzione abbiamo anche appurato e condiviso con ANAS degli interventi suppletivi in modo tale da evitare in futuro che un anno sì, un anno no ci sia questo problema delle frane. E quindi mi interessa molto appunto che per il futuro non debba succedere più.
Sì, e a proposito di ANAS, c'è un altro cantiere importante in città che è quello del traforo. Eh, ecco, non c'è il regalo sotto l'albero per i vittoriesi quanto al traforo perché non è ancora aperto. ANAS ha dato come data di apertura il 2 gennaio, i lavori vanno avanti, la rotatoria sta prendendo forma, è stata anche in buona parte già asfaltata, ma aprirà con il 2 di gennaio il traforo di Sant'Augusta, sindaco. Ma il 2 di gennaio non so, io con le mie orecchie non l'ho mai sentito, io ho sentito con le mie orecchie agli inizi di gennaio e comunque qualunque cosa succeda entro gennaio, questo ho sentito con le mie orecchie nelle numerose interlocuzioni che abbiamo avuto con ANAS. Sono partiti di buzzo buono, ci sono dei particolari esecutivi relativi all'accesso al sagrato davanti alla chiesetta di San Giuseppe, relativamente al recupero di spazi destinati al parcheggio a servizio del cimitero, di smaltimento di acque, di posizionamento delle barriere fonoassorbenti, cose che a tavolino le abbiamo trattate nelle ultime battute e credo nessuno di questi elementi sia tale da ritardare quello che era il disegno di ANAS. Quindi presumo che con gennaio, certamente, probabilmente nella prima parte di gennaio ci sarà questa apertura. Dopodiché ci sarà una nuova realtà in città. Ne abbiamo parlato anche con il professor Della Lucia che in questo momento sta aiutandoci nel trattare la viabilità cittadina, perché quel nuovo flusso non sappiamo ancora come si distribuirà in città, presumibilmente il grosso punterà verso sud e cercherà di uscire dalla città, una parte probabilmente girerà anche verso il centro. Vediamo cosa succede e in base a quello che succederà prenderemo delle contromisure più o meno importanti in base anche all'aiuto economico che ci aspettiamo che arrivi un pochettino dall'alto senza impegnare immediatamente cifre importanti nostre per rimediare a danni che vengono da altri, no? Certo, e questo chissà in attesa poi di un secondo stralcio che dovrebbe uscire all'ospedale di Vittorio Veneto. Stiamo interloquendo da tempo, da tanto tempo, in attesa di risposte. Ecco. Ecco, a proposito di ospedale, insomma, già praticamente da quando è scoppiata la pandemia il nostro ospedale è divenuto un Covid hospital. E praticamente la gran parte dell'attività che noi eravamo soliti vedere nel nostro ospedale è stata trasferita momentaneamente altrove. Il 2021, ecco, anche lei come sindaco si augura che l'ospedale torni a regime anche con il suo punto nascite attivo. Sì, per adesso tutto lascia le cose come stavano prima e quindi torneremo alla situazione di prima. Probabilmente questo avverrà con la stagione calda, abbiamo visto sembra essere una certezza, è quella che il Covid recede mano a mano che aumentano le temperature, quindi è presumibile che verso la primavera, fine primavera, si abbia un miglioramento sufficiente per poter riprendere l'attività normale dell'ospedale. Adesso abbiamo questo elemento di novità rappresentato dal vaccino e quindi vediamo con che velocità questo verrà distribuito, perché persone vaccinate corrispondono a distanziamento sociale dal punto di vista del virus e quindi speriamo che si torni verso la normalità, non si può continuare così da tanti punti di vista e psicologici e anche dal punto di vista economico lavorativo. La situazione economica altrimenti precipiterebbe, sta già precipitando, siamo molto preoccupati. Sì, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, proprio nell'ospedale di Vittorio Veneto è arrivato questo frigorifero che è deputato per tutta l'ULSS 2 a stoccare il vaccino, quindi è stata scelta la farmacia dell'ospedale di Vittorio Veneto come punto di distribuzione del vaccino anti-Covid. Il vaccino sembra funzionare, avrà bisogno di una prima vaccinazione di un richiamo per raggiungere un'elevata percentuale di copertura immunitaria e
all'inizio, sappiamo tutti, verranno coperti da vaccino il personale della sicurezza, il personale infermieristico, il personale sanitario, e dopodiché si passerà alle persone più deboli, anziani o altro, e dopodiché la popolazione normale. Non so con che velocità questo potrà essere eseguito. Io personalmente, appena sarà il mio turno, mi vaccinerò volentieri. E poi lei accennava anche le difficoltà economiche di questo periodo. Ecco, da oggi l'Italia è zona rossa, quindi molte attività commerciali, pubblici esercizi hanno chiuso, almeno nella loro forma tradizionale. Ad alcuni è garantito il servizio da sport. Comune aveva lanciato il bando per un bonus di 500 euro. C'è stato anche di recente un secondo avviso, una seconda chiamata, e parallelamente anche per le associazioni. Un po' qual è il punto? Il comune ha a disposizione, ha avuto specifici finanziamenti, ha accantonato anche cifre sue e cerca di modulare nel tempo questi interventi. Se fossimo intervenuti col 100% delle possibilità nella prima ondata di malattia, oggi ci troveremmo a malpartito. Invece, per fortuna, abbiamo fatto una scelta un po' oculata di tenerli a disposizione, perché il periodo adesso continuerà e temiamo tanto per la fine della protezione di posti di lavoro che oggi c'è, perché ci troveremo con delle maggiori difficoltà e speriamo, avendo risparmiato un pochettino, di poter far fronte nel modo che si riterrà più utile al momento in cui ci sarà bisogno. I meccanismi li abbiamo già sperimentati, siamo pronti ad intervenire e stiamo anche intervenendo con altre formule non specifiche ma finalizzate a coprire buchi e coprire esigenze, e siamo qua sul pezzo. Sì, questo tradizionalmente, questi sono giorni molto impegnativi per lei, sindaco, perché tradizionalmente dovrebbe fare gli auguri di Buon Natale facendo visita a varie realtà di Vittorio Veneto. Sì, quest'anno è un po' diverso, quest'anno mi sono approcciato alle nostre realtà che normalmente si visitano in questo periodo qua, l'ho fatto telefonicamente, proprio perché non era neanche corretto muoversi nel visitarle, e ho avuto il solito riscontro, tutte belle realtà con le quali è piacevole anche interloquire, perché sono tutte attive e tantissime brave persone che sono impegnate specialmente nel volontariato e in altre sante attività. Come amministrazione noi stiamo andando anche meglio di quello che avrei immaginato, nel senso che gli uffici si stanno dimostrando molto impegnati e ciascuno sta sul pezzo, conscio dell'importanza di quello che sta facendo. Le forze sono ridotte, come dicevo prima, perché c'è del telelavoro, perché qualcuno si è anche ammalato, naturalmente. E poi faccio un esempio solo, circa il problema della viabilità cittadina, sulle quali stiamo intervenendo nel tentativo di migliorare l'assetto generale. Dovevamo passare in commissione viabilità entro il 30 novembre, abbiamo avuto un ritardo di 17 giorni dovuto proprio al coronavirus, che ha impedito che questo avvenisse. Alcuni dei personaggi implicati fondamentali sono stati affetti da questa malattia, per cui abbiamo un ritardo di 15 giorni. Questo è un esempio, ma che si ripete quasi quotidianamente nei vari settori. Certo. E a proposito di viabilità, ecco, il tema della viabilità di collegamento tra il quartiere di Ceneda e quello di Meschio, quindi parliamo delle vie Oberdan, Da Ponte e Lioni, ha tenuto banco nonostante il Covid in questi mesi. A partire dall'estate non si è parlato d'altro, e se ne parlerà in Consiglio Comunale la prossima settimana, giovedì 30 dicembre. Ci può dare qualche anticipazione? Sì. Allora, praticamente si può partire come ragionamento dal fatto che ci eravamo impegnati anche in campagna elettorale, era un impegno nostro quello di affrontare
i problemi di viabilità esistenti in città, che vedevano primeggiare due temi. Il primo era cercare di rivitalizzare Ceneda anche facilitando quello che era la circolazione da e per il centro di Ceneda e dall'esterno della città verso Ceneda. Era uno dei passaggi fondamentali a cui pensare per poter rivitalizzare quel quartiere, quindi in primis quello. Secondo, avevamo promesso di rivalutare la possibilità di modificare l'attuale PUT anche con addirittura un'inversione secondo le richieste dei commercianti, i quali sono sensibili a questi aspetti. E avevamo promesso che avremmo indagato per vedere se c'erano soluzioni migliori delle esistenti. Abbiamo cominciato con l'inversione di quelle due vie, poi accompagnate anche dal tentativo di miglioramento con la doppia circolazione in via Oberdan, la quale dalle prime indagini e le prime risposte professionali che abbiamo ricevuto, l'idea è stata considerata come buona, ma ci sarebbe voluto un sedime più ampio di almeno 2-3 metri per poter avere quel beneficio. I numeri di circolazione che si sono appalesati con il doppio senso in via Oberdan non sono così rilevanti da poter giustificare i fastidi che la cosa può generare su quote parte di residenti che hanno maggior scomodità o la quindicina, 17 posti auto che verrebbero a mancare. E quindi presumiamo che si torni alla circolazione precedente. Comunque i professionisti che verranno a presentare in consiglio, come promesso, in modo da decidere le cose di casa nostra da noi, no? Hanno messo in campo 4 soluzioni possibili migliorative, 4 soluzioni possibili. Dall'originale all'originale modificata dall'inversione Lioni da Ponte, l'attuale, oppure una quarta soluzione che secondo loro potrebbe essere quella buona. Lo vedremo in consiglio comunale perché è un po' complesso adesso specificare, però questa quarta, che sembra piacere, ha bisogno di una verifica che magari si potrà fare a gennaio-febbraio, che comporta delle misurazioni del traffico anche a nord di via Oberdan, cioè via Manin e via Da Vinci, un'altra ulteriore verifica e soprattutto la situazione che si verrà a verificare con l'apertura del traforo. Uh-huh. E quindi, avendo un'idea di quelle là, potremmo anche pensare a realizzare questa quarta soluzione, che comporterebbe per via Oberdan la riapertura precedente di un unico senso di marcia, però altri collegamenti che adesso non anticipo, semplicemente perché è complicato farlo a parole, bisognerebbe avere uno schema a cui fare riferimento visivo. Al consiglio. La cosa la tratteremo in consiglio e la commissione viabilità ne ha preso atto, però dal momento che abbiamo promesso di trattarlo in consiglio non ha voluto tirare nessuna conclusione, semplicemente prendere atto e lo vedremo in consiglio. Sì, in questi giorni abbiamo visto, nonostante il Covid, la città illuminata da Serravalle a San Giacomo, passando per il centro e ovviamente per Ceneda. Ecco, non abbiamo parlato del quartiere di Ceneda, della piazza, di tutto quello che ruota attorno. C'è qualche progetto per il 2021 su cui Ceneda sarà al centro? Ce ne sono molti di progetti per il 2021. Quello dell'illuminazione delle luci natalizie che avete visto è stato uno sforzo particolare che abbiamo voluto comunque fare, ancorché la città sia un po' spenta da questa presenza del Covid, proprio per rianimare un pochettino, essere vicino allo spirito dei vittoriesi, in modo da dare un po' di allegria,
divertire un po' i bambini, ma ci divertiamo un po' tutti, no? Nel vedere un po' di queste lucine che accompagnano il Natale. Io credo che nel 21 potremo mettere in campo molte novità. In questo periodo in cui il turismo è azzerato, per esempio, stiamo lavorando molto anche in campo turistico proprio per essere pronti, appena sarà possibile, di implementare tutte quelle novità che dovremo certamente mettere in pratica per un mondo che dovesse ripartire anche in campo turistico. C'è tanta carne al fuoco, contiamo nel 21 di dare la stura a tanti temi. Quindi sì, anche il tema dell'UNESCO, se non sbaglio, ci sono anche dei sentieri che proprio targati UNESCO che attraversano le colline Sì. dei fiori del Avevamo anticipato questo nostro approccio un po' innovativo sul discorso dei sentieri, ne siamo ricchissimi di sentieri, e avevamo già in campo il nostro progetto naturalmente con dei percorsi sperimentali dove sperimentare una nuova cartellonistica, una nuova presentazione di questi e il mantenimento anche di questi sentieri. Il sistema sembra reggere, è un buon sistema e verrà mutuato poi da altri sentieri che percorreranno la città e che saranno eseguiti e manutentati sotto l'egida dell'UNESCO. Quindi sentieri che cercheremo anche di separare, se possibile, sentieri da biciclette e sentieri a piedi, perché tante volte le due cose stentano a convivere. E quindi però lo facciamo non più ripulendo uno spazio, ma ripulendo e gestendo questi sentieri in modo che diventino cosa nota a tutti e facilmente raggiungibile anche per i turisti che dovessero avvicinarsi alla città, facilmente fruibili. Sì, e a proposito di Val dei Fiori, ecco, ci sarà nel 2021 anche l'apertura di una nuova farmacia che, ricordiamo, era stata a suo tempo anche chiesta con una sottoscrizione dai cittadini, dal quartiere della Val dei Fiori, quindi un nuovo servizio che si aggiunge a quelli esistenti a favore di un territorio che ne era privo. Sì, i nostri uffici poi fra l'altro hanno fatto un ottimo lavoro di rilievo storico dell'esistente circa le aree di influenza delle singole farmacie, formalizzando la presenza di tutte e comprendendo anche questa ultima che andrà a servizio appunto di Val dei Fiori, di Carpesio, la parte più a sud-ovest della città. Un servizio che certamente verrà apprezzato. Ecco, per chiudere questo itinerario tra i quartieri San Giacomo, abbiamo visto che recentemente, insomma, la sua torre, la Torre di Veglia, è tornata a spiccare con la sua originaria altezza. Ecco, che impressione le ha fatto lei questo nuovo campanile? Beh, ho sentito tanti pareri, alcuni contrari, altri a favore. Personalmente sono a favore, nel senso che è inutile pensare di rifare una cosa che non esiste più. Questo approccio mi è sembrato saggio e anche di buon gusto. Quando saranno tolte anche le impalcature che al momento sono là semplicemente perché le temperature sono troppo basse e toglierle danneggerebbe la superficie del mozzicone di campanile che c'è, e quindi a breve con il cambio di temperature vedremo nella sua interezza questa vestigia di vecchia San Giacomo riportata. Dai, non è brutto, non è brutto. E a proposito proprio, sì, tra poche ore, quindi col Natale, le campane torneranno anche a suonare a San Giacomo dopo 17 anni con regolarità. Quindi Sì. Comunque il test fatto sulle campane eravamo presenti in tanti a sentirlo, ho strappato un applauso naturalmente perché è un segno di vitalità che torna. Ecco, certo. Ecco, ci avviamo verso la fine. Sindaco, le lascio uno spazio per fare gli auguri di buon Natale a tutti i vittoriesi e a coloro che ci seguono. Beh, naturalmente i miei auguri va a ciascuno dei vittoriesi. Moltissimi li conosco, moltissimi li conoscerò, spero di conoscere e poter salutare tutti quanti,
Noi siamo al loro fianco e siamo aperti a tutte le istanze, possono venirmi a trovare quando vogliono, già lo sanno in tanti, e il dialogo io vorrei che fosse il più proficuo e aperto possibile. I miei auguri quindi vanno a tutti, dai bambini agli anziani, in primis a coloro che sono particolarmente impegnati a confrontarsi con questa malattia, il personale di assistenza, il personale sanitario e tutto il mondo che ci ruota attorno, anche compreso il volontariato. Un augurio a tutti i vittoriesi uomini e tutte le vittoriesi donne, invito tutti a portare pazienza, ce n'è bisogno, di cercare di non farsi prendere né dalla paura né dalle ansie particolari. Probabilmente l'atteggiamento migliore è quello di mettere una riga di sacchetti di sabbia davanti, un casco, no? un elmetto in testa e confidare nel futuro sempre, impegnandosi a contrastare la malattia con le norme igieniche che sappiamo. Teniamo duro che ne verremo fuori. In passato delle malattie se ne veniva fuori anche senza terapie, no? Il tempo ci sta aiutando, nel senso che passa inevitabilmente e certamente ne verremo fuori. Teniamo duro psicologicamente, cerchiamo di essere sempre positivi. Auguri a tutti. Grazie Sindaco, ci uniamo anche noi della Tenda TV, tutto lo staff, per augurarvi un sereno Natale e vi diamo appuntamento con tutta la nostra programmazione natalizia, ovviamente basata su tanti eventi passati, ma è anche l'occasione per rivederli. E quindi con l'augurio di un sereno Natale vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buona serata.